11ª giornata del campionato di promozione, il girone C del comunale di Santa Teresa prevede la sfida tra Ionica e Torregrotta. Le telecamere della Wisport per raccontarvi del confronto tra mister Moschella e mister Borelli. Da una parte i giallorossi, padroni di casa, che vengono dalla gara interrotta al Marullo di Bisconte contro la Messana e quindi dovranno recuperarla il 3 gennaio. Dall'altra parte invece il Torregrotta, che è l'ultima partita, è caduta tra le mura amiche per 2-1 contro i linei di mister Bianco. 4-3-1-2 per mister Moschella, che schia tra i pari Gugliotta, linea difensiva con Loria, Rasimienko, San Filippo e Lombardo. A centrocampo agiscono Monaco, Cambria e Smiroldo. Davide Arigò alle spalle di La Forgia e Galletta in avanti. La Ionica deve cercare di trovare i 3 punti per non far scappare il Terme Vigliatore, vincente nella giornata di ieri contro il Gescal. Maglia giallo-rossa e pantaloncini neri per la Ionica, total white per il Torregrotta. Si può partire ed è subito la squadra padrone di casa a cercare di rendersi pericolosa. Infatti c'è il lancio di Lombardo che trova la sponda da parte di Monaco, che libera al tiro Arigò. Con il mancino ci prova dopo praticamente 15 secondi il fantasista di mister Moschella. Ancora Ionica pericolosa, poco dopo c'è un calcio di punizione ribattuto alla difesa del Torregrotta. Rasimienko col mancino manda alle stelle, calci da fermo che creano nuove occasioni per i padroni di casa. Ci sono un paio di azioni in area di rigore e Vinci fa sua la sfera, evitando l'arrivo di giocatori della Ionica. Poco dopo però il protagonista è ancora il portiere del Torregrotta, stavolta in negativo. Il suo rinvio infatti finisce tra i piedi di Arigò, che con il destro però non trova la via della porta. Ionica che sulla destra riesce a sfondare in maniera sicuramente agevole. Qui è Loria che come un trattore entra in area di rigore e prova a mettere dietro per la conclusione a botta sicura di Arigò, che dal limite dell'area senza marcature non riesce a trovare il bersaglio grosso. Arrivano anche i supporters del Torregrotta al comunale di Santa Teresa, ma è ancora Loria che con il destro mette dentro. C'è la conclusione da parte di Arigò, stavolta rimpallata dalla difesa del Torregrotta. Ancora Loria protagonista, stavolta con il mancino, mette il pallone in mezzo, arriva alla deviazione Galletta. Il suo pallonetto però è un po' troppo alto per scavalcare e trovare il gol dell'1-0 per la Ionica, che continua però ad attaccare, a spingere sull'acceleratore. Il pallone viene calciato così da Monaco. La bella respinta da parte di Vinci non viene concretizzata dal tapin di La Forgia, che manda alto da buona posizione Ionica, che poi si lamenta per un fallo in area di rigore. Infatti c'è il pallone messo in mezzo a Lombardo, respinto dalla difesa del Torregrotta. Cade così in area Galletta. Per il direttore di gara Gagliotto non c'è nulla. Per noi amici della Wisport e per le nostre telecamere invece è tutt'altro avviso. Ancora Ionica in avanti, stavolta con La Forgia in versione assistman. Viene messo in mezzo alla sfera Galletta, scarica ancora per Arigò, che prova la conclusione in caduta con il mancino debole tra le braccia di Vinci. Ancora Ionica che vuole trovare il gol in questa prima frazione. Ancora la combinazione tra Galletta e gli attaccanti. Qui è La Forgia che ci prova a incrociare con il destro, mandando di poco al lato da buona posizione. Ancora Ionica pericolosa, poco dopo mette il pallone in mezzo Monaco. C'è la respinta da parte della difesa del Torregrotta, ci prova a botta sicura La Forgia. Arriva però Vinci in 2 tempi a fare sua la sfera, calcio di punizione per la Ionica. Il pallone arriva sul fondo e finisce anche il primo tempo. Infatti il direttore di gara fischia 2 volte, re di bianca al comunale di Santa Teresa. Sicuramente meglio la Ionica, soprattutto per il predominio territoriale dimostrato nei primi 45 minuti. Poca roba il Torregrotta, soprattutto lì davanti hanno cercato di difendere in maniera ordinata, ma sono state tante le occasioni per i padroni di casa, che in questo secondo tempo cercano subito un cambio. Infatti entra Marchiafava sul terreno di gioco, ha subito un grande impatto il numero 18 di mister Moschella, e qui trova il gol del possibile 1-0, tutto annullato però per il tocco di mano del giovane attaccante, che verrà anche ammonito dal direttore di gara Gagliotto. Ci prova però il Torregrotta in questa seconda frazione, e qui Loria confeziona una chiusura che salva il risultato. Ancora cambi per mister Moschella, infatti esce dal terreno di gioco Smiroldo. Ionica che prova a rendersi pericolosa, infatti accende la luce Davide Arigò, salta 2 avversari, entra in area di rigore. Il pallone viene messo in calcio d'angolo dal Torregrotta. È il preludio al gol, perché infatti dal corner successivo Vinci fa un miracolo su San Filippo. Arriva però il tocco sotto misura di Marchiafava, che porta in vantaggio la Ionica.
e il minuto 72 finalmente i padroni di casa riescono a sbloccarla proprio con il neoentrato che era lì appostato sulla bellissima parata dell'estremo difensore Vinci per trovare il gol che dice 1-0 Ionica, che continua ad attaccare in maniera pericolosa. Davide Arrigo si porta il pallone dal destro al sinistro, ci prova col mancino, il pallone va di pochissimo al lato. È una Ionica più concreta in questo secondo tempo, il pallone viene recapitato ancora una volta sui piedi di Loria che mette in mezzo, arriva il tocco di Galletta e arriva il 2-0 della Ionica. Chiude virtualmente la partita mister Moschella grazie al tocco del centravanti che al minuto 82 fa 2-0, sempre più capocannoniere della Ionica Galletta, un vantaggio sicuramente prezioso. Mister Moschella dice di gestire il risultato, dalla calma ai suoi. Esce dal campo anche il migliore che fino a questo momento abbiamo visto, ovvero Loria. Ci prova ancora una volta Davide Arrigo a rendersi pericoloso, la parata però di Vinci in calcio d'angolo, ancora pericolosa la Ionica, il pallone di San Filippo però arriva lento tra le braccia dell'estremo difensore ospite. Torregrotta che nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi da Cagliotto troverà il gol che accorcia le distanze, è segnato da Settineri che approfitta di questa respinta corta della Ionica su calcio di punizione per trovare il gol dell'1-2. Arriva però il triplice fischio del direttore di gara, infatti finisce il match, vince 2-1 la Ionica che si riporta a -1 dal Terme Vigliatore con una partita da recuperare. Esce sconfitto il Torregrotta che sono tutti in avanti, ha creato poco. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caruè e alla prossima.